nuova edizione del nostro TG, ma iniziamo dai titoli. In Calabria 13 le persone positive al coronavirus, mentre quelle negative sono 226. Ad oggi effettuati 239 tamponi, si legge nel bollettino diffuso dalla Regione Calabria. Nuova ordinanza del Presidente della Regione Jole Santelli, sospese fino al 3 aprile tutte le attività ambulatoriali non urgenti erogate dalle aziende sanitarie ospedaliere e dalle strutture private accreditate. Nel piano varato dalla Regione grande attenzione per i posti letto in terapia intensiva e malattie infettive, si lavora all'individuazione degli ospedali Covid, si passa al blocco dei ricoveri ordinari. Sono stazionarie le condizioni dell'informatore scientifico ricoverato all'Annunziata di Cosenza risultato positivo al Covid. Intanto a Crotone c'è il primo caso, a Reggio salgono a 4 le persone contagiate. È entrato in vigore il decreto che estende la zona rossa su tutto il territorio nazionale, città vuote, controlli blandi e lunghe code ai supermercati. Un autobus carico di persone provenienti dal nord Italia è stato bloccato la notte scorsa dai carabinieri nella stazione di Rossano. Tra i passeggeri 2 avevano la febbre. I carabinieri hanno ritrovato un ingente quantitativo di tritolo di provenienza militare occultato in un terreno a Platì, arrestato un 76enne. Ancora sconfitto il Cosenza, a Verona e Silani hanno rimediato una figuraccia. La squadra è apparsa inconsistente, sempre in balia del Chievo, che è apparsa con pagine molto modesta. Beh, in primo piano ovviamente gli aggiornamenti che riguardano il coronavirus. In Calabria sono 13 le persone positive, mentre quelle negative sono 226. Ad oggi sono stati effettuati 239 tamponi, si legge nel bollettino diffuso in serata dalla Regione Calabria. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 239 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 13, quelle negative invece sono 226. Per quanto riguarda i territori, 3 sono in reparto a Catanzaro, 3 a Cosenza in reparto, 2 in rianimazione, mentre una persona è guarita. A Reggio Calabria 2 ricoverati in reparto, 1 è guarito. A Vibo 1 in isolamento domiciliare. I soggetti in isolamento domiciliare sono complessivamente 908, 300 sono a Cosenza e sono asintomatici, 45 a Crotone, anch'essi asintomatici, a Catanzaro 257 asintomatici e 4 sintomatici, a Vibo Valentia 140 asintomatici e 12 sintomatici, a Reggio Calabria 140 asintomatici e 10 sintomatici. Le persone giunte in Calabria negli ultimi 14 giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico che si sono registrate al sito della Regione Calabria ad oggi sono 3.450. E nel pomeriggio è stata emessa una nuova ordinanza dal Presidente della Regione Jole Santelli, sospese fino al 3 aprile tutte le attività ambulatoriali non urgenti erogate dalle aziende sanitarie e ospedaliere e anche dalle strutture private accreditate. Sospese tutte le attività ambulatoriali non urgenti, lo prevede la nuova ordinanza firmata nel pomeriggio di oggi da Jole Santelli, Presidente della Regione, che integra quella emanata nei giorni scorsi in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza coronavirus. Fino al 3 aprile, dunque, fa sapere la governatrice della Calabria, saranno sospese tutte le attività ambulatoriali erogate dalle aziende sanitarie e ospedaliere, incluse le strutture private accreditate. Nel provvedimento non sono incluse le prestazioni ambulatoriali urgenti, quelle di dialisi, di radioterapia, quelle oncologiche e radioterapiche. Nell'ordinanza si legge che tutte le strutture pubbliche e private accreditate procederanno a riprogrammare le attività ambulatoriali di ricovero e ad avvisare gli utenti interessati. Intanto l'AIOP, l'Associazione Italiana Ospedalità Privata, è pronta a mettere a disposizione del servizio sanitario tutta la rete accreditata e a riattivare posti letto esistenti autorizzati ma allo stato inutilizzati. In questo contesto di emergenza conseguente alla diffusione sul territorio regionale del virus Covid-19, scrive il presidente dell'AIOP Enzo Paolini, rivolgendosi al presidente della regione Jole Santelli, al commissario per la sanità Cotticelli, al direttore generale del Ministero della Salute Andrea Urbani e ai prefetti delle 5 province calabresi, siamo pronti a riattivare centinaia di posti letto in tutta la Calabria. Sono certo, continua Paolini, che apprezzerete il senso di responsabilità che ci induce a
riformulare l'offerta a supporto dell'impegno profuso da tutti voi in favore della popolazione calabrese. Siamo pronti sin da subito e pertanto, conclude, attendiamo indicazioni in merito. Ed è stato presentato il piano regionale per l'emergenza coronavirus, 3 gli step. La priorità è quella di aumentare i posti letto in rianimazione, malattie infettive e pneumologia, tempi stretti per attuare il piano. In una cittadella semideserta dove le mascherine e i guanti danno il segno dei tempi e dell'emergenza che stiamo vivendo, il presidente della regione Iole Santelli e il direttore del Dipartimento Salute Antonio Belcastro hanno illustrato alle aziende sanitarie ed ospedaliere della Calabria il piano regionale per fronteggiare l'emergenza coronavirus. 3 step a partire dalla rimodulazione dei posti letto. Saranno disponibili per l'eventualità, quindi qualora dovessero rendersi necessari, posti letto per la pneumologia. Alcune di queste diventeranno delle vere e proprie subintensive, delle pneumologie subintensive, per le malattie infettive, e abbiamo ritrovato anche circa 50 posti letto nelle attuali rianimazioni, nelle attuali 11 rianimazioni. La seconda fase prevede l'individuazione attraverso la condivisione delle ASP di uno o più ospedali Covid. Si è pensato per esempio a Tropea, Serra San Bruno, Scilla o Gioia Tauro, Praia Mario Trebisaccio e Soveria Mannelli, ex INAIL. Ospedali Covid che sono caratterizzati dal fatto che sono ospedali già funzionanti, quindi con laboratori di diagnostica, di analisi e di radiologia, con letti che possono essere già utilizzati per ospitare coorte di pazienti positivi. Infine la terza fase, con l'auspicio, si è sottolineato, di non arrivarci. L'individuazione di strutture ricettive. La Presidente si è già mossa interessando anche l'Agenzia per i beni confiscati per vedere se ci sono beni e strutture ricettive di questa tipologia, ma anche ex ospedali magari attualmente chiusi, però che in pochissimo tempo possono essere messi nelle condizioni di ospitare eventuali quarantene generalizzate. Cosa manca? Il tempo. Come sottolineato dal Premier Conte, il piano dovrà essere attuato entro una settimana. Migliorano le condizioni di salute dell'informatore scientifico ricoverato all'Annunziata di Cosenza. Intanto c'è il primo caso di coronavirus a Crotone. Si tratta di una imprenditrice che in una lunga lettera ha raccontato la sua esperienza. Stazionarie le condizioni di salute dell'informatore scientifico di Rende affetto da coronavirus e ricoverato in terapia intensiva all'Annunziata di Cosenza. Nel nosocomio anche la moglie è risultata positiva, le cui condizioni sono considerate buone. Nella provincia Abruzia ci sono poi i casi relativi a Corigliano, l'anziano trasferito sabato nel lab cosentino e una donna sua conoscente. Infine non va dimenticato il primo caso registrato, il pensionato di Cetraro. E di stamattina un nuovo caso a Crotone, un'imprenditrice 60enne ricoverata al Pugliese Ciaccio di Catanzaro. È stata lei stessa in una lettera a raccontare la sua vicenda e far sapere di essersi sottoposta a tampone faringeo apprendendo di aver contratto l'infezione da Covid-19. Il mio stato di salute, dice, risulta attualmente monitorato, sotto controllo e in miglioramento. Tengo a precisare che negli ultimi 15 giorni il mio unico spostamento ha riguardato una riunione di lavoro in Puglia. In totale i casi in Calabria oggi sono 14, 5 nella provincia Abruzia, 3 casi a Catanzaro, 1 a Crotone e 4 a Reggio Calabria. A proposito di Reggio Calabria, vediamo qual è attualmente la situazione. Sono 4 adesso i casi di coronavirus a Reggio Calabria, 2 test sono risultati positivi nella tarda mattinata di oggi, quindi c'è l'ufficialità della notizia. Anche in questo caso c'erano state indiscrezioni, poi la conferma. La situazione clinica dei 2 nuovi contagiati è comunque buona, i sanitari del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria sono fiduciosi, confermata anche
la situazione positiva dal punto di vista clinico del professore di agraria che è stato dimesso e che sta continuando la terapia a casa, mentre il secondo contagiato, ieri la notizia ufficiale, è ancora sotto osservazione. Dunque una situazione tutto sommato sotto controllo, con un'attività organizzativa in evoluzione, perché il grande ospedale metropolitano ha anche deciso in prospettiva l'eventuale accorpamento di reparti per garantire a coloro che dovessero essere positivi al test sul coronavirus di avere uno spazio adeguato per le cure. Chiaramente restano attivi tutti i procedimenti e le procedure, soprattutto avviate dal sindaco Falcomatà, e anche in provincia c'è un'azione uniforme rispetto a quelle che sono le indicazioni che arrivano dal Ministero degli Interni e dalla Prefettura. Quindi quarto caso accertato a Reggio Calabria, sostanzialmente una situazione sotto controllo. E un autobus carico di persone provenienti dal nord Italia è stato bloccato la notte scorsa dai carabinieri nella stazione di Rossano. Tra i passeggeri 2 avevano la febbre. Quello che vi mostriamo è un autobus di una ditta privata in arrivo, molto probabilmente dal nord Italia, fermato dai carabinieri ieri sera nella stazione di Rossano. A bordo, secondo quanto si è appreso, viaggiavano 2 soggetti con febbre che sanitari e militari hanno fatto scendere per monitorare e per accertare da dove provenissero. La Calabria nelle scorse ore è stata raggiunta da numerose persone. I controlli proseguono, ma questa colonna dei militari dell'esercito ripresa dai cellulari a Cosenza non è stata chiamata in soccorso per monitorare i territori. Erano mezzi di rientro in caserma. Per tutti vale il divieto di spostarsi, se non necessario, come prevede il decreto del governo dal nome Io resto a casa. E città semideserte, primi controlli in Calabria all'indomani delle nuove misure adottate dal governo in tutta Italia, code ai supermercati nell'area urbana di Cosenza. Eccoli i primi controlli nella città protetta. Sono gli agenti a spiegare agli automobilisti come compilare l'autocertificazione per giustificare gli spostamenti. Poche le auto in giro, la strada statale 107 dove sono state girate queste immagini semideserta, scuole e università restano chiuse fino al 3 aprile e con le nuove e più rigide disposizioni del governo si resta a casa per necessità o per scelta. Si è capito che l'unica arma al momento per fermare il coronavirus. Anche nella città dei Abruzzi, come nel resto d'Italia, iniziano a registrarsi le prime code davanti ai supermercati per gli approvvigionamenti. Le nostre telecamere hanno documentato la fila, anzi le file dell'area urbana, le entrate contingentate. C'è preoccupazione nonostante le rassicurazioni del Premier Conte, che ha detto non ci saranno problemi per gli alimenti. Non c'è ragione, è stata la rassicurazione del governo per affollare i supermercati. Di fatto la nuova situazione, imprevedibile, ha scatenato paure ancestrali e dunque si preferisce avere in casa delle scorte alimentari. Strade semivuote anche in altre città della Calabria, a Catanzaro come a Siderno. Si chiede molta responsabilità individuale in un momento difficile e delicato per tutti, una sfida che si vince, come dicono gli esperti, solo insieme. Restrizioni e una sorta di coprifuoco per i bar chiusi alle 18, gli spostamenti solo per lavoro, le lezioni online a scuola e le distanze di sicurezza, una vita altra, il ritorno alla lentezza a cui siamo disabituati e che oggi diventa necessità. E misure di sicurezza sono state adottate anche dal Centro per l'Impiego di Cosenza proprio per evitare di diffondere il contagio da coronavirus. Anche il Centro per l'Impiego di Cosenza adotta misure di sicurezza per evitare di diffondere i contagi da coronavirus, ricorrendo allo smart working e all'attività di relazione con il pubblico esclusivamente attraverso modalità online.
Non sarà necessario recarsi fisicamente al centro per l'impiego, in quanto i servizi saranno resi nei confronti di tutta l'utenza in modalità remota, ovvero tramite contatto telefonico ed email, rispettando gli attuali criteri normativi e adoperando le strumentazioni informatiche in dotazione, ciò al fine di evitare il più possibile contatti diretti e possibilità di maggiori propagazioni del contagio. Si continuerà a rispettare il calendario delle prenotazioni online mediante il portale Lavoro per Te Calabria e tutti i prenotati saranno contattati telefonicamente. Verificata la validità della richiesta, si provvederà al rilascio della documentazione con invio di posta elettronica. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Vasta operazione di polizia economica finanziaria che ha interessato diverse province, fra cui quelle calabresi, e che ha permesso di scardinare un'articolata associazione a delinquere dedita alla commissione di complesse frodi fiscali. Provvedimento di sequestro di beni e disponibilità per 25 milioni di euro emessa dal GIP del Tribunale di Cuneo, un sodalizio criminale operante su tutto il territorio nazionale, composto da imprenditori, professionisti e prestanome che avevano escogitato un articolato meccanismo fraudolento per evadere l'erario attraverso l'indebita formazione di crediti IVA inesistenti, arrivando a mettere in pratica un vero e proprio modello evasivo. Il sofisticato meccanismo di frode ha visto coinvolte 6 società, tutte con sede a Roma. Fra i beni sequestrati ci sono 21 immobili, 33 terreni, 6 auto e quote societarie di 27 società. Una voragine provocata dallo sfondamento dello strato di asfalto da parte di un camion in transito che è sprofondato per circa mezzo metro ha provocato un'ingente perdita d'acqua a Reggio Calabria. L'acqua ha allagato l'incrocio con gravi disagi per il traffico e per i pedoni in corrispondenza della rotatoria davanti il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio. Il camion è rimasto bloccato in attesa dell'intervento della polizia locale e dei vigili. Nessuna conseguenza per le persone a bordo del mezzo, ma la perdita d'acqua ha messo in tilt l'erogazione idrica nelle abitazioni della zona. Nascondeva nella cintura dei pantaloni 2 involucri di celofan contenenti cocaina. Un 64enne è stato arrestato dai carabinieri a Trebisacce con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno fermato un SUV condotto dall'uomo con precedenti di polizia e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Durante la perquisizione sono spuntati 2 involucri contenenti circa 6 grammi di cocaina purissima e 5 grammi di sostanza da taglio. Il cadavere di un autotrasportatore ungherese di 57 anni morto per cause naturali è stato trovato a bordo del tir che conduceva nell'area di servizio di Frascineto Sud della A2 autostrada del Mediterraneo. La morte dell'autotrasportatore dalle prime risultanze dovrebbe essere avvenuta nella giornata di lunedì e, come dicevamo, per cause naturali. A ritrovare il cadavere sono stati gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Frascineto. A lanciare l'allarme sono stati i titolari della ditta per la quale l'uomo lavorava, i quali, dopo averlo cercato insistentemente tramite cellulare senza ricevere risposta, alla fine sono riusciti, grazie al GPS presente sull'autoarticolato, a localizzarlo e ad allertare immediatamente le autorità italiane. Dell'accaduto è stata informata la Procura della Repubblica di Castrovillari. I carabinieri hanno ritrovato un ingente quantitativo di tritolo di provenienza militare occultato in un terreno a Platì. La notizia risale a venerdì, ma solo oggi è stata resa nota. I carabinieri della stazione di Platì con i loro colleghi dello squadrone riportato cacciatori hanno arrestato un 76enne del luogo. Nel corso di controlli sul territorio in un terreno privato di proprietà dell'uomo, i militari hanno rinvenuto 180 grammi di tritolo ad alto potenziale di provenienza militare non in commercio. Rinvenuti pure 12 detonatori mal conservati, ma lo stesso altamente pericolosi. Il materiale, se assemblato, avrebbe avuto un potenziale micidiale. Successivamente alla scoperta sono intervenuti gli artificieri che hanno messo in sicurezza lo stesso materiale, che è stato campionato e poi distrutto su disposizione dell'autorità giudiziaria. Il 76enne è stato posto ai domiciliari. I militari hanno poi proseguito i controlli in altre zone rurali di Platì, ispezionate ampie zone boschive, controllati casolari abbandonati, pozzi e anfratti naturali, alla ricerca non solo di armi ma anche di sostanze stupefacenti. Ricordiamo che dall'inizio dell'anno questo tipo di attività ha consentito l'ottenimento di ottimi risultati con sequestri di fucili, pistole e munizioni.
Adesso lo sport, partiamo dalla Serie B con il Cosenza ancora sconfitto con il Chievo Verona. E la sfida del Bentegodi a chiudere la 28ª giornata del campionato di Serie B prima dello stop del calcio italiano dovuto all'emergenza coronavirus. Una sospensione forzata fino al prossimo 3 di aprile, arrivata proprio mentre era in corsa la gara fra veronesi e calabresi, direttamente dalla conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. La squadra di Aieti, alla prima vittoria sulla panchina giallo-blu, non soffre mai contro gli ospiti e segna un gol per tempo, prima con Giorgevic al 32esimo del primo tempo e nella ripresa con Meggiorini. Una gara senza mordente e senza idee, quella giocata dai lupi, che faticano a trovare gli spazi e a imbastire azioni pericolose o perlomeno qualche verticalizzazione. La gara si gioca nei minuti iniziali sul filo dell'equilibrio, ma è l'autore del gol a mettersi subito in mostra al 32esimo a sbloccare il risultato. Segre viene favorito da un rimpallo e serve l'ex laziale che mette alle spalle Di Perina per l'1-0. Poi prima del riposo è ancora il Chievo a guidare il match e a rendersi pericoloso con Giaccherini prima e Vignato poi. Nella ripresa Pillon prova ad alzare il baricentro, ma il leitmotiv è sempre lo stesso. Il tecnico trevigiano prova a mischiare le carte inserendo Baez al posto di Rivière, ma la musica non cambia. Idda salva il risultato sulla linea di porta e poi l'unica occasione dei calabresi è affidata a Carretta. Nel Verona Giorgevic fa spazio a Meggiorini e proprio il neoentrato sfrutta una disattenzione della difesa calabrese per firmare il raddoppio. Finisce 2-0 e i lupi chiudono la giornata in penultima posizione. E in Serie C il posticipo tra Catanzaro e Bari finisce in parità. Anche Catanzaro e Bari chiudono il quadro della giornata di Serie C prima dello stop forzato. Al Ceravolo il confronto fra nobili decadute finisce in parità. Con questo punto il Catanzaro sale a quota 43 e interrompe la striscia negativa che durava da 3 gare, mentre il Bari mantiene la seconda posizione a 60 punti. Neanche il tempo di scendere in campo che al prontivia il Bari passa in vantaggio. Al primo il lancio per Antenucci che lesto batte il portiere avversario. Il Bari cerca subito il raddoppio, ma i tentativi vanno a vuoto. Nella ripresa al settimo arriva la rete del pareggio delle Aquile con testa cross in aria dove Canutè devia la sfera alle spalle di Frattani. Da qui in poi la sfida si accende con i pugliesi che si portano in avanti alla ricerca del sorpasso e i giallorossi che provano a salvare porta e il risultato, e poi nel finale al 41esimo il Catanzaro cerca il colpaccio con la conclusione di Urso che si spegne di poco al lato. Finisce 1-1 ed ora è tutto rimandato in attesa che il campionato ricominci e tutto torni alla normalità. In chiusura le previsioni del tempo. È imminente l'arrivo di una fase stabile sul Mediterraneo centrale, grazie all'affermazione di una rimonta anticiclonica che da occidente si impadronirà dell'intera penisola per buona parte della settimana in corso. Domani sereno poco nuvoloso su Cosentino e Crotonese, ancora parziali annuvolamenti su Catanzarese, Vibonese e Reggino, con scarsa possibilità di isolati piovaschi nelle aree interne. Temperature stazionarie piuttosto fredde al mattino nelle valli interne. Passiamo a mari e venti. Domani venti deboli da maestrale sul Tirreno con mare poco mosso. Sullo Ionio avremo venti deboli da nord sul settore crotonese con mare poco mosso, deboli direzioni variabili altrove, con mare quasi calmo il settore cosentino, poco mosso altrove. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.